Allora, penso che il progetto sia molto innovativo in quanto la valorizzazione del territorio, non dal punto di vista storico ma dal punto di vista della modernità, sia un elemento nuovo che Verona abbia raramente messo in primo piano. Il progetto To Be Verona penso che abbia un carattere di innovazione in quanto voglia valorizzare il territorio non storicamente ma in quello che è il tessuto e la rete sociale, quindi mettendo in primo piano quello che sono il carattere di innovazione delle persone che ne caratterizzano il territorio stesso. L'innovazione per me a Verona è la possibilità di poter sviluppare in maniera moderna tutto quello che il cittadino veronese e il cittadino straniero che vive a Verona possa ritenere importante nel settore sostenibilità e ambiente. Mi spiego. Il cittadino veronese secondo me ha ad oggi una percezione dell'agire sostenibile che è poco comunicato da parte della città stessa. Quindi secondo me per aumentare la percezione di qualità della città c'è bisogno che il territorio comunichi certi valori e che il cittadino stesso ne prenda atto per poter fare in modo che chi arriva a Verona in maniera turistica o in maniera lavorativa anche possa poter percepire una qualità dell'ambiente che ne derivi non solo dal modo di agire del cittadino ma da come la stessa Verona comunichi questo valore che è il valore della sostenibilità.